Allora, pensavo di essere nella Valle degli Aceri, là, invece quella, una è Cuzzi e poi inizia la Giofre, quindi è tutto il collegamento, ecco, diciamo così. Questo è il sentiero che porta alla Valle degli Aceri e vediamo cosa ci aspetta qua. Se siete qui, lasciate un messaggio nella telecamera, per favore. Ho messo sulla grotta quella che Isabella disse che era dei pipistrelli, anche lì, e l'ho filmato, eh, una, una candela e del carboncino con l'incenso. Dopo un po' si sentiva già l'aria più leggera, probabilmente hanno bisogno di preghiere, hanno bisogno di amore, hanno bisogno, per quanto siano stati già accompagnati diverse volte verso la luce, non tutti sono andati, alcuni sono rimasti. L'altra l'ho fatto lungo sempre la trincea Giofre e adesso vediamo qua, in caso ne accenderò un'altra qua. Mi sono presa una bella scorta di candele e di incensi. Ora sto un po' zitta, vediamo se lasciano qualche messaggio. Comincia a venire buio. Allora, non so se queste sono le caserme che diceva la Isabella. Fammi vedere dentro perché ho visto il video, forse le riconosco. Mi pare di sì, vorrei sbagliarmi. Se faccio un'altra sessione qua e poi vado a casa. Allora, un'altra volta con l'Ecovox. Ciao, sono qui vicino alla vostra casa. Mi lasciate qualche messaggio, per favore, mi raccontate qualcosa di interessante, che io non so niente della vostra storia.
Eravate tanti in questo edificio o in questi edifici? In quanti? Mi piacerebbe entrare, ma ho le scarpe troppo lisce. Siete deceduti in questo edificio? Alcuni di voi sono deceduti qui? Erano case o stalle? Ditelo bene, case? Ok, grazie. Ci sono segreti in questo luogo? Perché alla mia amica avete detto che ci sono segreti tra il bosco. Posti ancora non scoperti. Se torno con le mie amiche, ce lo fate vedere questo posto? Ok. Il mio nome è Lina, voi come vi chiamate? Lì tenevate anche armi? Munizioni? Ok ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per l'ospitalità che avete e la cortesia squisita che avete avuto nei miei confronti. Tornerò con le mie amiche se volete, anche perché questo posto l'ha visto prima Isabella ed è giusto che torni qua con lei. Quindi vi saluto, vi lascio un forte abbraccio e state in pace, mi raccomando. La guerra è finita, andate oltre se potete. Un grande abbraccio, alla prossima. Restate qui, non mi seguite. Ciao. Ciao. Non mi salutate? Ciao. Io vado, Vado. Ciao.
potete lasciare messaggi, lasciateli. Allora, questa è la grotta della Valle Verde. E, e dopo, proseguendo il sentiero delle caserme o delle case, non so quello che sono, insomma. Riesco